Verso mezzanotte 10 ci hanno chiamato che c'era il fuoco nel fienile e sono andato lì e stava bruciando tutto. E sì che non ho neanche fatto in tempo a prendere il trattore, che quello non stava ancora bruciando. E un attimo. Un attimo, tanto è bastato perché un trattore, 300 rotoballe, 1500 quintali di foraggio venissero completamente distrutti dal rogo divampato nel fienile dell'azienda agricola Bosa. Siamo in via Anconetta, Marostica. I vigili del fuoco intervenuti da Bassano e Thiene hanno lavorato per tutta la notte e per tutta la giornata, dandosi il cambio per spegnere le fiamme. Stiamo operando in questo momento con 2 squadre, distaccamento di Bassano e una squadra dei volontari di Thiene, per lo smassamento e lo spegnimento completamente del fieno bruciato. Fortuna ha voluto che le lingue di fuoco non abbiano raggiunto la vicina stalla dove si trovano le bestie. Ingenti danni, ci conferma a Parisi uno dei titolari dell'azienda agricola. Circa 80-100 mila euro. I vigili del fuoco dovranno ora risalire alle origini del rogo, anche se tra le cause più probabili resta quella dell'autocombustione.